Roger Sciota, 34 anni, secondo il legale l'avvocato trevigiano Guido Galletti, non sarebbe nelle condizioni fisiche e mentali di rispondere alle domande del magistrato. È molto provato, ha spiegato il difensore, con tutta probabilità si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'uomo, incensurato, è stato accusato di omicidio premeditato, porto abusivo di armi e ricettazioni. L'udienza di convalida sarà nel carcere di Treviso, dove è stato portato dopo essersi costituito ad Orsago presso l'azienda del suo datore di lavoro. Nelle stesse ore verrà sentito anche il padre, Pren Sciota, che si trova a Pordenone con l'accusa di concorso in omicidio. Intanto le indagini dei carabinieri per verificare come il 34enne sia venuto in possesso della beretta 765 sparita da Magnacavallo in provincia di Ravenna e utilizzata per uccidere Vladimir Topiana, albanese 43enne, raggiunto da 3 colpi, uno dei quali alla testa. Nel luogo del delitto, davanti al bar, le tracce di una tragedia che si è consumata in un attimo. Recuperato anche il bossolo che si era conficcato in un'azienda accanto al locale. Ieri facendo le piccole pulizie perché hanno lasciato il tappetino che era sporco, buttarlo via, abbiamo aperto le grate e abbiamo trovato un proiettile sì, deformato sulla pista dei binari, insomma. Il movente del delitto potrebbe essere una proprietà contesa in Albania, un contenzioso che sarebbe arrivato fino in Italia, ma su questo ci sono indagini ancora in corso. Intanto la ricostruzione del delitto sembra chiara. La vittima si trovava al bar assieme a 2 amici quando in zona è arrivata la Passat bianca con a bordo i 2 Sciota, anch'essi albanesi residenti nel Pordenonese. In un attimo è iniziata una lite furibonda. Gli amici di Topiana hanno tentato di dividerli senza riuscirci. Poi tutto è degenerato. Il 43enne ha morso Pren, 66 anni, all'orecchio, tanto da mozzarglielo. A quel punto il figlio ha estratto la pistola ed ha fatto fuoco, lasciando la vittima a terra in una puzza di sangue. Dopo aver fatto scendere il padre nella frazione di San Michele, dove i carabinieri lo hanno rintracciato, si è diretto verso Orsago ed ha suonato al suo datore di lavoro, che lo ha convinto a costituirsi. All'arrivo dei carabinieri ha ammesso l'omicidio. La pistola era ancora in macchina. Ora si è chiuso nel silenzio. A Fontana Fredda i cittadini sono ancora sotto shock, così come ad Orsago, dove nessuno riesce a capacitarsi di come un giovane incensurato, considerato tranquillo e lavoratore, si sia armato e abbia fatto fuoco.